Grazie Patrizia e grazie a tutti di essere qui. Buongiorno a tutti, io sono Patrizia, sono stato a Belmonte, lavoro al servizio statistico degli impatti. La mia presentazione verterà sui risultati dei punteggi scolastici degli studenti delle regioni PON, quindi Campania, Calabria, Puglia, ma soprattutto Sicilia, però un focus particolare sulla Sicilia oggi, nelle prove Invalsi. Dunque, la mia presentazione avrà prettamente un'ottica del tipo comparativo, perché la finalità sarà quella di andare a vedere che andamento hanno avuto queste regioni nel corso del tempo, in particolare durante l'attuazione della programmazione PON, quindi 2007-2013, e quindi parlerò soprattutto di un dato aggregato a livello di medie regionali, seppure proverò a stimolare il vostro interesse andando a disaggregare il sottoinsieme, il campione di interesse, sia andando a guardare diversi tipi di studenti, andrò a disaggregare tra studenti meno bravi e studenti più bravi, insomma, non so se mi sentite bene, sì, mi sentite? Ok, ma anche proponendo una misura di diseguaglianza nei punteggi scolastici e ulteriormente andando a disaggregare il punteggio regionale tra province. Quindi andremo a vedere, come noto, la Sicilia è la regione più grande d'Italia, quindi ci aspettiamo che vi sia una certa eterogeneità tra le province, cosa che in effetti troviamo, quindi questo è probabilmente un dato per voi interessante, più interessante del dato regionale. Gli anni che considereremo saranno le ultime 4 prove, le ultime 4 rilevazioni, quindi 2010-2011, poi 2011-2012, 12-13 e infine l'ultimo anno 13-14. Andrò a considerare sia la prova di italiano sia la prova di matematica e una cosa importante, considero l'analisi censuaria, cioè tutta la popolazione scolastica italiana. Naturalmente andrò a vedere, come detto, per un'ottica comparativa sia a livello temporale, quindi nel corso del tempo, ma anche a livello spaziale, andando a mettere in luce le differenze, eventuali differenze che vi sono tra le regioni PON e la media nazionale. Un'unica precisazione tecnica è il fatto che tutti i punteggi che visualizzerete saranno fondamentalmente le medie dei punteggi ottenuti nelle prove Invalsi, quindi la percentuale delle risposte corrette, però al netto della media nazionale. Questo perché? Perché di fatto le prove Invalsi non sono direttamente confrontabili tra loro nel corso del tempo, ma questo espediente di fatto ci permette di confrontare sia a livello spaziale, permettendoci di dire se ad esempio in un certo anno scolastico la Sicilia ha ottenuto un punteggio superiore alla Campania, ad esempio, e sia a livello temporale, permettendoci di dire che la Sicilia tra il 2014 e il 2010 ha avuto un miglioramento in misura superiore rispetto alla media nazionale. Bene, io direi di iniziare subito in ordine logico e cronologico con la seconda elementare. Questi sono i punteggi scarti, come ho detto, i punteggi medi rispetto alla media nazionale, e nel pannello sinistro sono i punteggi della prova di italiano, nel pannello destro i punteggi nella prova di matematica delle 4 regioni PON, quindi Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, nei 4 anni che trovate nelle righe. Ora, il primo dato che vedete è sull'andamento temporale. Come potete vedere, la Sicilia, che sta nella 4ª colonna della prova di italiano, ottiene dei miglioramenti consistenti rispetto alla media nazionale, il che significa che negli ultimi 4 anni vediamo un trend positivo, cioè la Sicilia ha in parte colmato il divario esistente con il resto d'Italia, sebbene un minimo di differenza, di gap, persiste. Però vediamo che dal 6,53 si è passato a meno 1,86. Ancora meglio si è fatto per quanto riguarda la matematica, la prova di matematica, laddove si è passati da 5,89 addirittura a colmare interamente il gap con la media nazionale, e questo secondo me è un ottimo risultato che comunque osserviamo in tutte le altre regioni PON, come la Calabria, Campania e soprattutto la Puglia, che vedete ottiene addirittura un punteggio superiore rispetto alla media nazionale. Questo grafico di fatto riporta soltanto la stessa informazione
In natura grafica, vedete qui abbiamo gli scarti che vi ho presentato prima e i vari rettangolini sono i punteggi delle varie regioni nel corso del tempo, e più è chiaro il colore più ci avviciniamo ad oggi, al 2013-2014. Quindi vedete è chiaro il trend sia per quanto riguarda la Sicilia, che è la regione in alto, sia in italiano, ma soprattutto in matematica, dove alla fine non vi è alcun triangolino, alcun rettangolino, il che significa che il gap è stato totalmente colmato. Bene, fin qui ho parlato di medie. Il problema della media però è che è una misura sintetica e in quanto tale disperde le informazioni. Io ho detto che in media, la Sicilia ottiene, non penso. Quello fisso. Dunque, dicevo, in media la Sicilia ha ottenuto un punteggio migliorato nel corso del tempo. Il problema però è che noi non sappiamo quali tipi di studenti sono migliorati. In altre parole, se l'incremento della media fosse esclusivamente dovuto a un miglioramento degli studenti migliori, noi non potremmo ritenerci soddisfatti, mentre invece gli studenti meno bravi, i cosiddetti low achievers, rimarrebbero indietro. Questa sarebbe una cosa per me non soddisfacente. Vedete, in questo grafico, nell'asse delle X, nell'asse orizzontale, ritrovate i punteggi scolastici e quindi nella coda destra otteniamo gli studenti più bravi e nella coda sinistra otteniamo gli studenti meno bravi. Ora, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato di proporre una misura di diseguaglianza nei punteggi invalsi. Ovviamente vi sono altre misure di diseguaglianza scolastica e in particolar modo la più importante secondo me è quella del background familiare, cioè gli studenti inizialmente svantaggiati e gli studenti inizialmente avvantaggiati da un punto di vista economico-sociale. Qui invece andiamo a guardare la diseguaglianza nel punteggio delle prove invalsi. Ora, è normale che noi ci attendiamo un minimo di diseguaglianza, ovviamente noi non vorremmo che tutti gli studenti ottenessero gli stessi punteggi, sia nella classe, nella scuola, a maggior ragione nella provincia e nella regione. Il problema però è che questa diseguaglianza di punteggi, come potete vedere, è molto elevata. Addirittura noi partiamo nel 2010, nel primo anno di osservazione, in Sicilia, ma anche nel resto delle regioni, non solo quelle comuni, otteniamo una differenza di punteggi tra il 5% degli studenti più bravi e il 5% degli studenti meno bravi, quasi all'80%. La buona notizia è tuttavia che questa diseguaglianza si riduce notevolmente, di oltre 10 punti percentuali. Questa è un'ottima notizia, soprattutto dovuta al fatto che si accompagna a un aumento della media, quindi noi siamo certi che questi miglioramenti sono dovuti a una ripresa degli studenti più svantaggiati, e questa secondo me è un'ottima notizia. Anche lo stesso avviene anche nella prova di matematica, dove addirittura i miglioramenti, la riduzione della diseguaglianza è notevolmente maggiore, pari a quasi 15 punti percentuali. Stesso trend vediamo anche nelle altre regioni PON, quindi diciamo nella seconda primaria otteniamo ottimi risultati. Bene, fin qui come detto ho parlato di medie regionali, ma è chiaro che noi ci attendiamo un comportamento eterogeneo all'interno della nostra regione, quindi ci attendiamo comportamenti diversi tra le province siciliane e tra le province delle altre regioni. Ora, questa è una mappa tematica, a sinistra abbiamo i punteggi italiano, a destra quelli in matematica, e quello che è mappato qui non sono i punteggi che vi ho detto prima, ma sono le differenze tra gli scarti nel 2014 e quelli del 2011, quindi cognizione finale e cognizione iniziale. Quindi in blu scuro abbiamo le province che sono cresciute di più rispetto alla media nazionale. Io non so se riuscite a vedere questi numeri, ma sono pochi importanti, perché ci dice che in particolare nel plan italiano la provincia di Enna, Caltanissetta e Trapani sono quelle che sono cresciute di più, oltre i 6 punti percentuali rispetto alla media nazionale, quindi sono quelle effettivamente che hanno colmato maggiormente il divario e probabilmente hanno ottenuto anche di più nell'ultima rilevazione rispetto alla media nazionale, mentre invece quelle che hanno colmato meno il gap sono quelle di Palermo, Ragusa e Siracusa, seppure parliamo ovviamente di un miglioramento ulteriore rispetto alla media nazionale. Bene, stessa cosa simile otteniamo nella prova di matematica. Vedete, si confermano Enna, Caltanissetta, a cui si aggiungono anche Agrigento e Messina. Ragusa ottiene quella che ottiene meno di tutti. Bene, stessi dati, stessa informazione, anche se più contenuto, otteniamo
nella quinta primaria. Come vedete anche in questo caso vi sono dei miglioramenti, seppur come detto più contenuti, nell'arco di quasi un punto percentuale, sebbene in un anno migliori, in un altro si riprende un po' il gap, quindi comunque non abbiamo una serie storica molto lunga per dire se c'è un trend o meno. Comunque il miglioramento si vede, soprattutto in matematica, come potete vedere. Anche se è più contenuto, un'altra informazione è che è più contenuto questo miglioramento rispetto a quello che invece osserviamo nelle altre regioni PON e in particolar modo la Puglia, dove vedete che riesce a colmare sia in italiano che in matematica il divario con il resto d'Italia. Quindi stessa informazione trovate in questo grafico e come detto mostra un po' il trend. Vedete che il trend c'è anche se abbastanza contenuto, mentre in Puglia, come vedete, è un po' maggiore. Per quanto riguarda la diseguaglianza scolastica, la diseguaglianza, scusate, nei punteggi invalsi, vedete che anche in questo caso c'è, questo è un caso particolare, questo della Sicilia nella prova in italiano, perché vedete la prima aumenta, poi vi è una riduzione nel 2012-2013 e poi però una ripresa che si osserva soltanto in Sicilia, quindi non sappiamo, dobbiamo aspettare prove successive per vedere se effettivamente vi sarà una riduzione della variabilità nei risultati invalsi, cosa che ce l'auspichiamo, oppure la diseguaglianza riprenderà, mentre invece la diseguaglianza nei punteggi si riduce e persiste la riduzione nella prova di matematica. Bene, infine vi mostro anche in questo caso la disaggregazione per province e come vedete anche in questo caso parliamo di miglioramenti di tutte le province rispetto al contemporaneo miglioramento della media nazionale, e a parte le province quelle più chiare come Palermo, Messina, Siracusa e Ragusa, che invece peggiorano rispetto alla media nazionale, mentre invece Enna, come detto, in italiano si conferma essere la migliore, crescendo di oltre 4 punti percentuali, e lo stesso avviene in matematica, insieme alla provincia di Trapani. Anche in questo caso Palermo e Messina si confermano essere le meno performanti, insieme a Catania e Agrigento. Ora, i miglioramenti che vi ho mostrato nella scuola primaria non si confermano, ahimè, nella scuola secondaria, sia della terza media, ma soprattutto, come vi mostrerò, nella seconda superiore. Ora, in questo caso potete vedere che nella prova italiano la Sicilia ha un peggioramento, sebbene se consideriamo il 2011-2012 osserviamo in realtà una ripresa, una riduzione del gap, del divario di oltre 3 punti percentuali, e soprattutto il dato un po' negativo è quello che osserviamo soprattutto in matematica, laddove nel 2010-2011 vi era un punteggio superiore rispetto alla media nazionale e invece nel corso del tempo i ragazzi hanno ottenuto risultati peggiori rispetto al resto dell'Italia. E questo comunque è un po' un trend che caratterizza in qualche modo tutte le regioni PON, e quindi vi mostro anche in questo caso il grafico che, come vedete, sottintende una ripresa del divario con il resto d'Italia. Infine anche la diseguaglianza, come potete vedere, aumenta, sebbene è un po', diciamo, prima schizofrenica, direi, quindi prima riprende, poi si riduce e poi nuovamente riprende, quindi anche in questo caso dobbiamo aspettare qualche rilevazione in più per fare delle considerazioni finali. E come vedete invece nella prova di matematica questa diseguaglianza è comunque, invito a notare che è minore rispetto a quella, che è stranamente minore rispetto a quella che abbiamo osservato nella scuola primaria, comunque persiste e rimane stazionaria intorno al 50% in matematica. Infine vi mostro anche in questo caso la disaggregazione per province, e anche in questo caso Enna si comporta bene, però attenzione, sono tutte
tutte riduzioni, su tutti i peggioramenti rispetto all'andamento della media nazionale nello stesso periodo. Quindi in questo caso quelle più scure sono quelle che peggiorano meno, quindi il grafico va letto in questo modo e si nota la netta differenza tra le province, quelle della Puglia e dell'Appennino Campano, quindi Benevento e Avellino, rispetto al resto dell'area delle province comune. In particolare, quindi, quelle trainano, migliorano, peggiorano molto meno rispetto al resto, e quindi parte della variabilità in questa zona sud la perdiamo sia in italiano che in matematica, nonostante comunque Ragusa, la provincia di Ragusa, si confermi essere una delle meno peggiori, diciamo, in entrambe le prove. Dunque, infine sarò molto veloce sulla seconda superiore, e in particolare su questa tabella, perché questa è quella generale, ma andrò a disaggregare per tipologia di istituti, naturalmente. La notizia qui è che l'informazione che noi vediamo qui è che il divario aumenta leggermente sia in italiano che in matematica. In realtà poi andremo a vedere che questo divario si riduce nei licei mentre aumenta nei tecnici professionali. Ve lo mostro subito, ma prima volevo mostrarvi come la diseguaglianza rimanga pressoché immutata intorno al 68%, anche se in realtà negli anni precedenti abbiamo osservato una riduzione, vedremo se si conferma o meno, ma soprattutto in matematica osserviamo una riduzione di quasi 10 punti percentuali, cosa che comunque osserviamo in particolare in generale in tutte le regioni con. Bene, vediamo i licei, vi mostro in particolare come nella prova italiana effettivamente vi è stato un deciso miglioramento di oltre un punto percentuale nella prova di italiano, mentre invece in matematica il peggioramento si conferma. E questo è un po' quello che avviene in quasi tutte le regioni comuni, quindi un miglioramento in italiano e un peggioramento in matematica. Vabbè, questo insomma conferma quello che ho detto. Vedete, in italiano si trovano tutte a destra dello zero, mentre invece in matematica tutte a sinistra. Anche in questo caso, questa è la disaggregazione per province, quindi Trapani è quella che va meglio, queste sono le province in blu, sono quelle che ottengono dei miglioramenti, quelle invece più vicine al chiaro sono quelle che ottengono dei peggioramenti rispetto alla media nazionale. E in particolare vediamo in matematica tutta la parte della Calabria che ottiene, tutta insieme ottiene dei miglioramenti rispetto a dei peggioramenti minori, diciamo. Infine i tecnici. Ora, io vi inviterei a non concentrarvi sul valore, perché questi qui sono gli scarti dei punteggi dei tecnici rispetto alla media nazionale, che considera tutte le tre tipologie. Quindi è normale, noi ci aspettiamo che i tecnici professori ottengano meno della media nazionale, questo è del tutto normale. Io vi inviterei invece a concentrarvi sui confronti, quindi confronti temporali, che ahimè in Sicilia confermano soprattutto in italiano, ma leggermente anche in matematica, un peggioramento rispetto alla media nazionale. Una cosa che si osserva però in tutte le altre regioni è ancora un confronto spaziale che ci dice che queste tre regioni, Calabria, Campania e Sicilia, sperimentano anche un divario rispetto alla Puglia, che nei tecnici ottiene risultati migliori. Vabbè, questo è insomma il grafico che vi ho mostrato prima. E infine, queste sono le regioni che peggiorano meno, quindi Agrigento nuovamente è Ragusa, che nella scuola secondaria sembra essere una delle migliori in Sicilia, mentre invece in matematica vediamo che nonostante vi sia la Puglia ottenga dei punteggi superiori rispetto alla Sicilia, in realtà il peggioramento qui è minore rispetto a quello che nello stesso lasso di tempo la Puglia ha osservato. Infine i professionali, e poi chiudo, anche in questo caso vi invito a non concentrarvi sui valori, che sono del tutto normali e si osservano in tutte le regioni, quindi non vi inviterei a concentrarvi, ma anche in questo caso l'informazione che io inferisco da questa tabella è che vi sia stato un netto peggioramento di quasi 10 punti percentuali nell'italiano, nella prova in italiano, mentre invece nella prova di matematica l'andamento della serie storica è del tutto stazionaria. Questo ancora una volta avviene in tutte le regioni comuni.
Questo è il grafico che vi noto. L'ultima informazione che vi do è ancora una volta di segregazione a livello provinciale, quindi anche in questo caso c'è da trarre l'informazione sul fatto che Trapani e Palermo peggiorano meno, la Calabria anche, e insomma, mentre Catania e Caltanissetta sono quelle che peggiorano di più, di oltre 10 punti percentuali. In matematica, insomma, stessi risultati. Trapani si conferma essere quella che peggiora meno, anche quindi la Sicilia occidentale in generale, mentre poi in Sicilia orientale abbiamo dei peggioramenti maggiori rispetto alla media nazionale. Bene, concludo. Come detto, confermo che nella scuola primaria sono avuti miglioramenti maggiori. Questa secondo me è un'ottima notizia, perché a cascata ci attendiamo che queste coorti di studenti produrranno degli effetti positivi nella scuola secondaria, soprattutto accompagnato, un miglioramento della media accompagnata dalla riduzione della diseguaglianza. Quindi noi sappiamo che anche gli studenti più svantaggiati hanno ottenuto dei miglioramenti, mentre ahimè, come detto, nella scuola secondaria vi sono dei peggioramenti, specie in Sicilia, come ho voluto puntualizzare, ma meglio in Puglia. E infine questo sorta di puzzle che abbiamo, che nei licei vi è stato un miglioramento soprattutto in italiano, mentre invece nelle scuole tecniche e professionali è un peggioramento che probabilmente si può spiegare con un effetto di autoselezione, nel senso che la crisi economica ha portato gli studenti più bravi a iscriversi nei licei, perché probabilmente nei professionali in queste regioni che hanno le condizioni economiche più svantaggiate rispetto al resto d'Italia hanno scelto di iscriversi ai licei, e nelle professionali dove vi sono prospettive di lavoro economico più direttamente legate al mondo del lavoro aziendale, meno consistenti. Bene, io ho concluso, grazie a tutti. Cosa volevo dire è che sul sito Invalsi trovate ulteriori approfondimenti su questi temi, ulteriori dati se siete interessati, in particolare su questo link, ma insomma un po' nel sito